Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura giallo ad Adrano, in provincia di Catania, dove un anziano di 73 anni è stato trovato morto in casa. A dare notizia sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto, ancora ad accertare la causa del decesso. Magazzino in fiamma a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. Il proprietario è un negoziante di abbigliamento che lavora anche come ambulante. L'incendio ha completamente distrutto 2 autovetture, una motocicletta e il furgone che si trovavano all'interno del vano andato a fuoco. Grave il danno economico subito dal commerciante. Incidente sulla statale Canicattì-Naro. Per cause ancora in corso d'accertamento, un centauro avrebbe perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull'asfalto. Dopo i soccorsi è stato portato in ospedale. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Rubano binari alla stazione di Catania utilizzando una fiamma ossidrica, ma vengono traditi da una buca in mezzo alla strada. Si incastra lì la ruota del loro furgone durante la fuga e proseguono in autobus, costretti ad abbandonare il mezzo sul posto. Poi, quando la convivente di uno di loro va a denunciarne il furto per provare a scagionarli, si becca anche la denuncia per simulazione di reato. La polizia ha identificato 2 dei 4 uomini che farebbero parte della banda di ladri. Si cercano i complici. Infine, poche ore di mare calmo e a Lampedusa sbarcano 168 migranti, tra cui 49 minori non accompagnati, 4 i barchini salpati da Tunisia e Libia che sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!